Sacile, Pordenone, Aviano, Azzano X, di nuovo Pordenone, Cloud, Lignano Sabbiadoro, Bibbione, San Stino di Livenza, 3 volte Portogruaro. Dal 1994 al 1996 sono esplose bombe che hanno ferito, mutilato e rischiato di uccidere. Hanno colpito a caso. Per 4 anni, fino al 2000, l'attentatore è scomparso e dopo è tornato. Prima erano solo pipe bomb, cioè tubi di metallo riempiti di esplosivo. Poi c'è stato un ordigno nascosto in una bomboletta spray di stelle filanti, lasciate in giro a carnevale. E poi ci sono stati l'uovo bomba, il tubetto di maionese, quello di pomodoro. Tutto nello stesso supermercato, dove le telecamere all'interno non sono in funzione. Le bombe sono fatte con polvere da sparo o con fertilizzante, una con nitroglicerina. Capirci qualcosa è difficile. È ancora più difficile perché a indagare sono procure diverse, che si parlano a malapena e quando si parlano litigano. Dell'uovo bomba si occupa Pordenone perché la persona che ha acquistato la confezione è di Azzano X, mentre il tubetto di pomodoro è di competenza della procura trevigiana perché la donna rimasta ferita è di quella provincia, di Codignano. Ma tutti e 3 gli ordigni erano nel supermercato di Portogruaro, quindi c'entra anche la procura di Venezia. E poi c'è Udine, che sta già indagando dal 1994. È un caos, che facilita anche le fughe di notizie. I giornali scrivono che l'attentatore ha lasciato il proprio DNA sullo scotch con cui ha fatto un collegamento nell'uovo bomba, perché l'ha tagliato con i denti. Da quel momento l'attentatore userà solo un taglierino. Quando i giornali scriveranno che forse è stata individuata un'impronta parziale, lui inizierà a usare i guanti. I giornali lanciano appelli. I profili psicologici si sommano. Si è pensato a un militare americano, poi a un militare italiano. Qualcuno ha anche ipotizzato che l'attentatore sia delle forze dell'ordine, perché, come si dice nei libri gialli, sembra sempre un passo avanti alle indagini. Ma poi è uno solo. Sono 2? Sono tanti? Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società, e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. I vari identikit psicologici tracciati dalle procure coinvolte parlano di un soggetto paranoide, uomo, scolarità di livello medio, probabilmente tecnica, che ama il dettaglio e la nozione. Ha probabilmente un ruolo da dirigente o comunque di responsabilità. Non ha amici, vive da solo con un genitore anziano, ha litigato con i vicini di casa per i motivi più banali. Odia le forze dell'ordine perché quando ha chiesto il loro aiuto non lo ha ricevuto. Forse è stato sposato, forse no. È un identikit da film, non aiuta molto. Dice la criminologa Cristina Brondoni. È stato detto più volte da più profilatori, da più profiler, che non c'era alcun intento narcisistico, che non c'era nessun intento esibizionistico. No, invece certo che c'è un intento narcisista in quello che uno fa. Già il fatto che vada a piazzare una bomba in un posto pubblico, penso di essere meglio degli altri, no? Quantomeno nella mia testa ho una scala valoriale di meglio e peggio che è già narcisista, no? Direi che, senza che sia una diagnosi, ma semplicemente un dato di fatto, che è un passivo aggressivo,
Cioè è uno che mette una bomba che tra l'altro fa rumore, che ingenera panico, che può ferire, che è disastrosa in quello che è il suo, come dire, il suo esplodere, no? Disastrosa nel senso appunto di fare le schegge, di fare un disastro, ma non rivendica l'attentato, passivo-aggressivo. L'attentatore agisce come se fosse un serial killer. È un serial bomber. Mette una nuova bomba il giorno dei morti, il 2 novembre 2001 a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Il parroco ha assegnato ad Anita Buosi il compito di controllare i lumini sulle 850 tombe del cimitero di San Giovanni. Lei lo ha fatto nei 2 giorni precedenti. Il pomeriggio del 2 novembre è lì a controllare ancora una volta che tutto sia a posto. Vede un lumino in posizione orizzontale su una tomba, un po' appartata, come se fosse caduto. Lo raddrizza, il lumino scoppia, chiodi e bulloni vengono sparati violentemente intorno. Anita Buosi perde il mignolo e il pollice della mano sinistra e le falangi della mano destra. Perde la vista dall'occhio destro. Quella sera uno degli investigatori impegnati sul caso dice una frase che sembra una battuta. Di una bomber sappiamo tutto. Ci manca soltanto il nome. C'è qualcuno che pensa però che le cose non siano semplici, che una bomber non sia una persona sola. Tra questi, Francesco Altan, criminalista, ex ufficiale di polizia giudiziaria che allora si occupò del caso. Era ed è convinto che gli attentatori fossero 3. Vuoi perché gli ordini erano confezionati in maniera diversa, cioè parliamo all'inizio dei tubi bomba, poi parliamo degli esplosivi con un po' più, diciamo, evoluti, nascosti all'interno dell'ovetto Kinder, all'interno del tubo della conserva, all'interno del baratto della Nutella, eccetera. Lì c'era un po' più di specializzazione, quindi ho suddiviso in più persone, più mani. Poi ci sono stati anche degli emulatori in mezzo, abbiamo avuto casi, sono stati utilizzati dei barattolini di yogurt, eccetera, che non c'entravano nulla con una bomber, però c'è sempre questo fenomeno, no? C'è un fenomeno criminale o terroristico di bassa tensione come questo, che poi dà luogo a un fenomeno di spettacolarizzazione mediatica. È chiaro che poi ci sono anche quelli che ci provano. Quindi pensai all'epoca e mi convinsi anche, e del mio stesso avviso era il giudice Frezza, il PM Frezza, anzi lui pensava addirittura a 4 o 5 mani diverse. Io non mi spinsi a tanto, io pensai comunque all'uomo dei tubi bomba, all'uomo delle trappole esplosive per bambini, adulti, eccetera, contenute in ovetti Kinder, Nutella o tubetti di conserva, e poi l'uomo della nitroglicerina, quindi lo specializzato, che richiede competenze ben specifiche. C'è chi pensa che questi attentati non siano altro che la prosecuzione con altri mezzi della strategia della tensione, e chi sostiene che una bomber siano più persone, appartenenti all'organizzazione Stay Behind, che noi conosciamo meglio come Gladio, cioè l'organizzazione, creata dalla CIA americana, che raggruppava militari, ex militari, agenti dei servizi segreti, militanti di estrema destra pronti a entrare in azione in caso di invasione dell'Italia e dell'Europa occidentale da parte del blocco sovietico. Secondo questa ipotesi, dopo la caduta del muro di Berlino, alcuni degli appartenenti a Stay Behind, molti dei quali erano proprio nelle regioni del confine orientale, cioè Veneto e Friuli Venezia Giulia, misero in atto una loro strategia della tensione, forse per ottenere soldi o protezione. Un modo per dire a chi li comandava: non penserete mica di poterci mollare così, vero? Ugo Dinello, che ha scritto il libro La via delle armi, Gladio, Peteano, una bomber e altre verità nascoste, racconta cosa gli disse un esperto di esplosivi che lavorava allora alle indagini a proposito dell'addestramento di una bomber. Non può essere nel nostro mestiere nessuno emulo. Ci vorrebbe troppa fortuna, e la fortuna non esiste nel nostro mestiere. E quindi sono delle persone che sono state formate e usano lo stesso tipo di tecnica. Ora, cosa c'era a nord-est che formava persone per fare microinneschi, che sono cose da servizi segreti, e che quindi era in gestione a delle persone che avevano anche una base molto particolare in un posto
veramente sperso, quindi non nel nord-est dove sarebbero stati immediatamente sentiti. L'unico esclusivo club che aveva tutto questo era Gladio, non ce n'erano altri. Nessuno ha mai avuto quella bravura, neanche gli stragisti, che erano comunque informatori, collaboratori di servizi segreti, neanche loro hanno avuto quella formazione. A Ugo Di Nello fecero anche le loro confidenze 2 investigatori. Ecco cosa dissero. Certo, alla fine anche lei può diventare bombarolo, ma non di quegli aggeggi là, no, ci provi. Però ai primi tentativi farà esplodere il garage, ai secondi andrà al pronto soccorso senza 2 dita e con tracce evidenti di esplosivo addosso, e al terzo ci rimetterà un occhio. Insomma, verrà intercettato prima di costruire qualcosa. Ora si chieda, perché questo non è stato intercettato? Secondo, è uno solo? E noti che non chiedo chi lo ha coperto e li copre ancora tutti, perché sono un tipo quieto e ha un carattere tranquillo. I profili psicologici? Non questo, non è uno qualunque. Sa fare una cosa molto, molto complicata, come un microinnesco. Non un innesco normale, no. Una cosa così piccola che è in grado di far esplodere un ordigno talmente minuscolo da essere nascosto nella scatola delle sorprese di un ovetto Kinder o in una musicassetta. Per fare questo non basta leggere libri. Il 23 luglio 2002, Pamela Martinello di Porcia, in provincia di Pordenone, compra un barattolo di Nutella da 400 grammi all'Iperstanda. Arriva a casa, lo vuole aprire. Svita il coperchio e sente un sibilo. Esce un filo di fumo. Corre al davanzale della finestra e mette lì sopra il vasetto. Fa 3 metri di corsa per allontanarsi e poi c'è l'esplosione. Nel barattolo c'era un ordigno lungo una decina di centimetri e del diametro di 2 centimetri. Non è che gli investigatori non abbiano alcuni sospettati. Ci sono, e come? I nomi nell'elenco dei possibili Unabomber sono tantissimi. Nessuna pista, però, porta concretamente da qualche parte. Il 2 settembre 2002, a Pordenone, un bambino ha accompagnato la mamma a fare la spesa al mercatone Z. La mamma gli ha comprato una confezione di bolle di sapone. Lui la apre appena uscito dal supermercato. Le bolle di sapone esplodono. Gli provocano ferite non gravi alle mani e alla pancia. Di nuovo l'obiettivo sono i bambini, come per le stelle filanti e il barattolo di Nutella. Adesso la paura è diffusa. Non è suggestione o esagerazione. C'è un dato di fatto. Qualcuno lascia in giro ordigni esplosivi camuffati da qualsiasi cosa e lasciati senza un'apparente logica. L'unica cosa certa è che la zona è sempre quella, nord-est, tra le province di Udine, Pordenone, Venezia, Treviso. I telegiornali vanno in giro a fare domande alla gente. Dopo l'ultimo attentato dell'Unabomber torna la paura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ti vengono i brividi? Io ho paura ogni volta che vengo dentro. Lui vuole creare il panico. Non deve toccare niente per terra. Maniaco, niente. che vuole mettere in subbuglio. Me lo tengo stretto a me. Sul quotidiano Libero un imprenditore trevigiano, Giorgio Panto, pubblica un'offerta di una taglia, 50.000 euro a chiunque fornisca informazioni utili a catturare una bomber. Qualcuno si fa vivo, ma cerca solo di riscuotere la taglia, non ha reali informazioni. Intanto un consulente prepara una relazione in cui traccia un parallelo tra una bomber ed Erode. Il 24 dicembre, la notte di Natale, a Cordenons, in provincia di Pordenone, il parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore inizia la funzione. Dice poche parole, poi una bomba posta sopra il confessionale esplode. Nessuno lo ha toccato, l'ordigno è esploso da solo. Era piazzato sopra il confessionale a metà della navata di destra, non si poteva notarlo. La carica era formata da una miscela esplosiva equivalente a quella usata negli ordigni precedenti. Il timer è un orologio al quarzo. Era stato annunciato che nei giorni precedenti Natale i centri commerciali, supermercati e negozi sarebbero stati sorvegliati e controllati. L'attentatore ha colpito in chiesa, pochi minuti prima di Natale. Spunta un'altra taglia. Questa volta vengono offerti 100.000 euro. A metterli a disposizione il movimento SOS Italia, fondato a Udine da un imprenditore.
La polizia presidia tutto quello che può presidiare, ma è difficile proteggere qualcosa quando qualcosa può essere qualsiasi cosa. Lo scrittore Ferdinando Camon lancia sul giornale una sorta di invito-appello. I giornali che parlano e riparlano di queste imprese lo fanno anche con uno scopo, quello di far capire al criminale cosa sta facendo e farlo smettere. Questa tecnica qualche volta ha messo in crisi qualche terrorista, persino raramente qualche killer della mafia, ma non credo che questa volta succederà, perché questo, come tutti i serial killer, è coatto nella sua attività, ha bisogno di andare avanti. Queste imprese non sono le uniche turbe del suo vivere, del suo agire. È già successo con tantissimi killer seriali. Quando li abbiamo trovati abbiamo scoperto categorie di comportamenti disturbati, disadattati, allarmanti, che erano partite anni prima, e ci siamo chiesti perché chi viveva con loro o li conosceva non li aveva sospettati o denunciati. Probabilmente nessuno sa chi ha messo l'uovo bomba o il tubetto bomba, nessuno lo ha visto mentre li preparava o li collocava, perché in questo caso sarebbe come lui, ma qualcuno, o fosse pure uno solo, sa di lui qualcosa che è compatibile con questi gesti, qualcosa di strano, inquietante, o che adesso, ripensandoci, potrebbe apparirgli strano o inquietante. È quest'uomo che può risolvere tutto e fermare il pazzo che si aggira tra di noi. Nessuno risponde, nessuno dà indicazioni. Le indagini ci sono, non è che gli investigatori non provino a seguire qualsiasi pista. Il problema è che nessuno coordina. O meglio, ciascuna procura coordina la propria indagine. Ciascuna procura fa le sue perizie, usa i suoi metodi e i propri tecnici. Al caso lavorano decine di persone che a volte nemmeno si conoscono tra loro. E lui, una bomber che fa? Va avanti. Anzi, va dentro il Palazzo di Giustizia di Pordenone. Lo fa il 24 marzo 2003. Alle 12:30 nei bagni al secondo piano del Palazzo di Giustizia, piuttosto vicini agli uffici del procuratore Domenico Labozzetta, c'è una forte esplosione. Processi, udienze, tutte le attività vengono interrotte, l'edificio è evacuato. Però ci sono le videocamere. Questa volta, se dicono gli investigatori, lo becchiamo di sicuro. Ma che? Le videocamere funzionano, solo che utilizzano sempre gli stessi nastri, che a furia di essere sovrascritti sono usurati. Si vedono solo delle ombre. Qualcuno descrive un uomo sospetto visto entrare al Palazzo di Giustizia in pantaloni mimetici e con grandi baffi. Un investigatore dirà, parlando con il giornalista Dinello, per quello che si vedeva sui nastri, il sospettato avrebbe potuto essere un cane lupo. Intanto escono dalle indagini 7 persone sospettate, il cui DNA era stato confrontato con i reperti organici trovati nell'uovo bomba. L'esame del DNA ha portato anche all'archiviazione della posizione di altre persone nelle province delle varie procure coinvolte. Si fanno perquisizioni, si attenzionano alcuni soggetti, cioè in linguaggio non burocratico, li si sorveglia. Venerdì 25 aprile 2003, Fagaré della Battaglia di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Alcune famiglie sono in gita lungo la golena del Piave. 2 bambini, 9 e 10 anni, stanno giocando sotto la terza arcata del ponte sul fiume. La bambina vede un evidenziatore abbandonato a terra. Non si può non notarlo, è giallo. Si china, lo prende, l'evidenziatore esplode. La bambina perde l'occhio destro e 3 dita della mano destra. Qualcuno fa notare subito che San Biagio di Callalta è il paese dove ha sede l'azienda di Giorgio Panto, l'imprenditore che ha messo la taglia di 50.000 euro sul quotidiano Libero. La paura è sempre più diffusa. Le procure reagiscono aumentando i controlli sul territorio. Il procuratore della Repubblica di Venezia, Vittorio Borraccetti, dice: adesso basta. Le indagini vanno riunificate. Borraccetti vuole costituire un pool di carabinieri e poliziotti che si dedichino esclusivamente alle indagini e che sia coordinato verticisticamente senza disperdere il lavoro tra più procure. Alla fine, da Roma arriva un messaggio chiaro.
per far fronte con maggiore incisività ed efficacia a tutte le esigenze operative finalizzate all'individuazione del cosiddetto Una Bomber, il Ministro dell'Interno ha disposto, con proprio provvedimento, l'attivazione di un organismo interforze costituito da esperti investigatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, e cioè, in parole semplici, fate il pool. Nel gruppo entrano 30 uomini, 15 carabinieri, di cui 10 del ROS, Raggruppamento Operativo Speciale, l'unico organismo investigativo dell'Arma, e altrettanti poliziotti. Verranno coordinati dai procuratori di Trieste, Nicola Maria Pace, e di Venezia, Vittorio Borraccetti. Dice Borraccetti: L'attentato del 25 aprile 2003, in cui rimase ferita una bambina che aveva raccolto un pennarello sul Greto del Piave, fu il fatto che determinò una svolta nell'attività di indagine. Dopo 9 anni le indagini si riunificano. Finora ci hanno lavorato decine di magistrati diversi, alcuni sono andati in pensione, altri sono stati trasferiti. Quando Raffaele Tito, pubblico ministero della Procura distrettuale di Trieste, riceve i fascicoli da quella di Udine, dice: non c'è molto da leggere. Come dire, ma che cosa avete fatto fino adesso? Scoppiano nuovi battibecchi. Non per tutti la creazione del pool anti Una Bomber è una buona idea. Dice il criminalista ed ex funzionario di polizia Francesco Altan. Il problema è anche che poi, quando hanno deciso di fondere in un'unica procura, riunire tutto il lavoro in un'unica procura e creare un pool, hanno mandato a casa quelli che ci hanno lavorato per 10 anni. Quindi c'è stata una dispersione, secondo me, di risorse. Altra domanda che mi sono posta è: perché non incaricare l'unità analisi del crimine violento di Roma, che è super specializzata per queste cose? Parliamo di crimini seriali, quindi Una Bomber fenomeno è assimilabile a un fenomeno dei serial killer. Perché non è stato fatto? Credo per motivi politici, una scelta di campo, un po' per motivi pratici, perché le procure hanno deciso unica procura che indaga su tutto, un pool carabinieri misto e polizia che indaghi su tutto, ma erano tutti investigatori non preparati precedentemente a questo tipo di evento. Non credo che tra loro ci fossero dei criminologi esperti che sapevano trattare, mentre l'unità analisi del crimine violento, caspita, aveva Carlo Bui, direttore, che era invidiato anche dall'FBI americana, tra l'altro aveva anche fatto dei corsi l'FBI proprio sui serial killer e omicidi seriali, quindi ci sono stati dei problemi, questo è il fatto. L'UACV, Unità di Analisi del Crimine Violento, è stata creata dall'allora capo della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Gianni De Gennaro, nel 1994. Sono super esperti dell'analisi della scena del crimine, per cui utilizzano le tecniche più avanzate. Si servono del cosiddetto RI3DEC, ricostruzione tridimensionale della dinamica dell'evento criminale, che riesce a replicare perfettamente, in base a calcoli balistici, tracce, testimonianze, che cosa è accaduto. In realtà Carlo Bui, il capo dell'UACV, a un certo punto verrà chiamato in Veneto per aiutare le indagini. Il suo arrivo susciterà gelosie e malumori. Il 2 aprile, all'interno del cuscino dell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese, a Portogruaro, viene trovato un oggetto. Sembra un accendino avvolto nel nastro isolante. Lo trova la donna delle pulizie, che lo passa al parroco Oscar Redrezza, che a sua volta lo fa vedere a Don Arduino Biasion. Poi entrambi lo fanno vedere ad altre persone. Sembra un film assurdo. Qualcuno addirittura lo lancia per vedere se si tratta di un ordigno. A metà mattina arriva un altro prete, Don Antonio Zadro. È lui a dire: ma cosa state facendo? Dirà poi che si era accorto che l'oggetto aveva una specie di interruttore e anche una specie di batteria. Don Zadro mette l'oggetto nel cestino della bicicletta e va alla polizia. Dice che ha capito che era una bomba perché da militare era nell'80° reggimento. L'attentatore ha usato nitroglicerina. L'ordigno è congegnato in modo da esplodere alla pressione delle ginocchia sul cuscino. Dice la criminologa Marcella. Quindi cambia il metodo, utilizza nitroglicerina, che tra l'altro è una sostanza di difficile utilizzo, va maneggiata con molta cura, quindi richiede una grandissima perizia nella chimica.
Questi ordini vengono costruiti, diventano sempre più piccoli e più precisi, quindi va ad aumentare il grado di attenzione, ma anche il grado di bravura nel confezionarli. E questo generalmente accade in una ripetizione di un crimine, e quindi quando il crimine viene detto seriale, perché man mano che io vado avanti imparo sempre di più dalle esperienze precedenti e quindi mi perfeziono nel mettere in atto il mio crimine. Potrebbe essere anche questa una spiegazione dell'evoluzione di questi ordini, che inizialmente erano grossi, ben visibili, e poi sono diventati sempre più particolari e piccoli. Gli artificieri spiegheranno che l'ordigno ritrovato nel cuscino è a pressione. Funziona come le mine anti-uomo, esplode soltanto se ci metti il piede sopra. Ci vuole molta attenzione a preparare una bomba così, spiega Francesco Altan. Passare alla nitroglicerina, distillare nitroglicerina in maniera così pura da poterla trasportare senza pericolo, e lì c'è un salto di qualità enorme. Lì bisogna avere competenze di chimica comunque, cioè non credo che un fai da te possa fare queste cose. Ripartono le perquisizioni, i controlli e gli appostamenti. Il 26 maggio 2004 alle 6:40 del mattino la polizia suona alla porta di un ingegnere aeronautico residente ad Azzano Decimo, ma bellunese di origine, Elvo Zornitta. Ecco come ricorda lui quel giorno. Era il 26 maggio del 2004. Sono capitati qua, erano le 7:20. Mi sono presentato alla porta in pigiama, tanto per intenderci. Ancora dovevo vestirmi e prepararmi per andare al lavoro. Sono venuti, hanno perquisito casa mia, hanno perquisito casa di mia madre, casa di mio fratello, un piccolo locale che i miei avevano al mare. La squadra investigativa ha ripreso tutti i fascicoli da capo, seguendo le procedure già adottate dalla SAM, la squadra antimostro, che dal 1986 al 1992 si occupò degli omicidi del cosiddetto mostro di Firenze. Si incrociano tutti i dati: residenze, seconde case, titoli di studio, traffici dei telefoni cellulari, frequentazioni, lavori, competenze tecniche, testimonianze, movimenti delle carte di credito e dei bancomat. Alla fine c'è una lista di 150 nomi. Una delle persone interrogate fa il nome di Zornitta, così si arriva a lui. Ognuna delle persone nella lista aveva 2 o 3 pesanti indizi a suo carico. Zornitta, secondo gli investigatori, ne aveva 17. Disse un poliziotto: o è lui, oppure è molto, ma molto sfortunato. Zornitta vive e lavora in un raggio d'azione di circa 30 km dai luoghi degli attentati. A casa sua vengono trovate pile simili a quelle usate per gli ordigni. Ci sono refill di penne Bic, ma senza la cannuccia esterna. Viene trovato un rotolo di nastro adesivo compatibile con quello del cero bomba di Motta di Livenza. I carabinieri trovano poi una bomboletta ad aria compressa per pistola, simile a quelle di Seltz usate da una bomber, e una fialetta Pane Angeli all'aroma di limone per fare i dolci, simile a quella usata nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese. Viene trovato anche un involucro esterno di petardi, ma non la polvere. Zornitta dice di averla usata per provare a fare fuochi d'artificio per Capodanno. Viene considerato elemento interessante il fatto che Zornitta sia il solo che può entrare nella sua stanza laboratorio. Solo lui ha le chiavi. Qualcuno fa anche notare che nel periodo in cui una bomber non ha colpito, tra il 1996 e il 2000, Zornitta ha avuto una figlia e che sua moglie, dopo il parto, non è stata bene, che ha avuto bisogno di assistenza, a lungo. Non è certo abbastanza però per accusare formalmente Zornitta. Non c'è nulla che lo colleghi direttamente a una bomber, e soprattutto il suo DNA non coincide con quello trovato nell'uovo bomba. Però Zornitta viene controllato, seguito passo dopo passo, e mentre Zornitta è controllato, seguito, il suo telefono intercettato e grazie a microspie piazzate in casa viene anche perennemente ascoltato, una bomber mette un'altra bomba. Il 26 gennaio 2005 alle 9:25 uno studente dodicenne della scuola media di Badoere di Morgano, in gita a Treviso per assistere a uno spettacolo a Teatro Eden, nota su una centralina dell'Enel 2 contenitori simili a quelli dei Kinder Sorpresa. Ne getta a terra uno e inizia a prenderlo a calci. L'ovetto rotola contro un muro ed esplode, senza ferire nessuno.
L'altro vetto sarà poi aperto dagli artificieri. Contiene una normalissima mini auto da costruire, tipica dei Kinder Sorpresa. È come se l'attentatore avesse detto: ora giochiamo un po' con la fortuna. Quale dei due ovetti prenderete in mano e proverete ad aprire? L'ordigno era, detto in gergo tecnico, a trappolamento a strappo. Doveva esplodere una volta che l'ovetto fosse stato aperto. Un testimone dice che quegli ovetti, un'ora prima dell'esplosione, non c'erano. In un articolo del 27 gennaio 2005, uscito sul Mattino di Padova, la giornalista Sabrina Tomé scrive: «C'è chi i profili psicologici crede, chi invece li guarda con scetticismo. Vero è che gli americani per catturare il loro una bomber usarono un accurato identikit. Vero anche che l'arresto fu possibile grazie a una soffiata. Così la procura di Treviso, pur avendo disegnato il presunto volto del bombarolo, preferì tenerlo in un cassetto, temendo di scatenare una pericolosa e inutile caccia all'uomo. Gli investigatori friulani seguirono invece una strategia diversa. Fecero circolare l'immagine di un uomo sui 35 anni, robusto e con i capelli neri. Il risultato fu analogo nell'uno e nell'altro caso. Niente». I giornali fanno i conti. Contando anche 2 esplosioni avvenute nel 1993 e che all'inizio non erano state attribuite a una bomber, gli attentati, fino al 26 gennaio 2005 compreso, sono 27. Diventano 28 il 13 marzo 2005 a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Una bambina di 6 anni ha appena finito di assistere alla messa delle 11 in Duomo. Va a sistemare una candela di quelle con la pila e la lampadina lumino sulla sommità. La candela esplode. La bambina perde 3 dita della mano sinistra. Riceverà dallo Stato un risarcimento di 53.786 euro. Per un assurdo gioco di combinazioni, in quella chiesa era entrata un'ora prima Anita Buosi, la donna che aveva perso la vista dell'occhio destro e 3 dita della mano nel cimitero di Motta di Livenza. Anche lei aveva sistemato un cero nel suo alloggiamento. Dei testimoni dicono di aver visto un uomo con un loden verde aggirarsi nelle ore precedenti l'esplosione nei pressi del Duomo. Tra l'attentato degli ovetti Kinder e quello della candela in Duomo sono passati 46 giorni. Tra i 2 ordigni è trascorso meno tempo del solito. Significa qualcosa? Intanto Elvo Zornitta vive in una sorta di limbo. Ho passato un periodo in cui mi aspettavo ogni mattina, sinceramente, che venissero a bussare alla mia porta e mi portassero in prigione. E l'ho anche chiesto, perché piuttosto di vivere in quella maniera. Il 16 marzo 2005, a Baku, in Romania, in un convento di suore a 1200 km dai luoghi abituali di una bomber, dentro una confezione di sgombri spediti dall'Italia in un carico di aiuti per la popolazione locale, viene trovata una fialetta di esplosivo, collegata alla solita batteria da 1,5 volte. L'ordigno non è esploso perché nel frattempo la batteria si è scaricata. Era stata spedita nel 2004, ma poi le suore l'avevano messa da parte, insieme ad altre confezioni. Quella lattina di sgombri era stata acquistata a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Il 9 luglio 2005, a Portogruaro, una ragazza di 38 anni sale sulla sua bicicletta. L'aveva lasciata in stazione qualche giorno prima, prendendo poi il treno per andare a Padova, dove lavora alla biblioteca dell'università. Il venerdì pomeriggio è tornata a Portogruaro e ha preso la bici per andare verso casa, distante 2,5 km. Mentre sta pedalando, qualcosa cade da sotto il sellino e finisce a terra. La ragazza si ferma, guarda l'oggetto, chiama la polizia. È una bomba. Quella settimana ha piovuto molto. L'acqua ha sabotato il congegno. Passa quasi un anno, 6 maggio 2006. Massimiliano Bozzo, 28 anni, è al mare, a Porto Santa Margherita, Caorle, con la sua fidanzata, Giorgia Ghezzo. Vede tra gli scogli una bottiglia con un foglio di carta all'interno, chiusa da un tappo di sughero. Crede che sia un messaggio. Prende la bottiglia e la apre. Massimiliano Bozzo perde 3 dita. Giorgia Ghezzo ha ferite al volto e al torace. È l'ultima esplosione. L'ultimo ordigno dell'una bomber del nord-est. Nell'estate del 2006,
Ai difensori di Elvo Zornitta viene comunicato che la Procura di Trieste ha chiesto un incidente probatorio in cui verranno presentati i risultati di quella che viene chiamata superperizia su un lamierino, grande come un francobollo, 35-40 mm, dell'ordigno trovato nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese, a Portogruaro. L'incidente probatorio è di fatto un anticipo del processo in cui viene formata o meno una prova. Viene fatto quando si vuole acquisire una testimonianza di una persona che si tema possa cambiare la sua versione, perché vittima di pressioni o minacce o perché si pensa possa rendersi irreperibile. Ma si fa anche nel caso si debba effettuare una perizia su persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. In questo caso la perizia riguarda il confronto tra il lamierino e un paio di forbici di marca Valex sequestrate a casa di Zornitta. Come avviene la perizia lo spiega il giornalista Enzo Bordin, autore dell'Enigma di una bomber, pubblicato dalla Biblioteca del Messaggero Veneto. I dati acquisiti utilizzando un microscopio comparato in grado di ingrandire gli oggetti fino a 60 volte verranno confrontati per verificare se i fasci di microstrie rilevati sul lamierino coincidano o meno con quelli rilevati sulle forbici. La sperimentazione tecnica parte dal concetto che ogni forbice, come la canna di un'arma da fuoco sul proiettile, lascia delle microstrie sugli oggetti che taglia, assolutamente uniche per ciascuna forbice. In vista dell'incidente probatorio, sulla stampa filtrano le indiscrezioni. Secondo la perizia, il taglio sul lamierino sarebbe perfettamente compatibile con le forbici sequestrate a Zornitta. Il caso di una bomber forza una svolta. Secondo indiscrezioni delle forbici trovate a casa sua incastrerebbero uno dei principali indiziati. Alcuni degli inquirenti si lasciano andare ad affermazioni poco prudenti. Sono convinti di aver trovato il colpevole. Ma come giustificare il fatto che una bomber abbia messo ordigni nel periodo in cui Zornitta era sorvegliato? Per gli inquirenti c'è un complice, un socio, o addirittura uno che prende ordini. Dopo 12 anni sembra certa l'incriminazione della persona che sarà accusata di essere l'attentatore del Nord-Est. Tutto risolto, quindi? Assolutamente no. O meglio, forse sì, ma non nel senso che credevano quegli inquirenti. Il 16 gennaio 2007 i legali di Elvo Zornitta, tra cui Maurizio Paniz, celebre avvocato di Belluno, deputato del Popolo della Libertà dal 2001 al 2013, depositano una controperizia. Dice Paniz ai giornalisti: i nostri tecnici hanno trovato la prova che cercavamo e che scagiona completamente Zornitta. È un evento straordinario. Ci sono fatti abnormi avvenuti durante l'espletamento della perizia. Secondo la controperizia, il lamierino trovato nell'ordigno recuperato nella chiesa di Sant'Agnese a Portogruaro risulterebbe alterato. In pratica ci sarebbe stata una manomissione. Che sia stata manomissione o imperizia, un piccolo incidente non voluto, fatto sta che il lamierino che è risultato compatibile con le forbici di Zornitta non è nelle stesse condizioni in cui era quando venne consegnato al laboratorio. In sostanza, per essere chiari, quel lamierino è stato manomesso per farlo risultare compatibile con le forbici. L'ispettore Ezio Zernar, tecnico superstimato e che ha già lavorato a casi importanti, riceve un avviso di garanzia per calunnia, falso ideologico e violazione di pubblica custodia di cose. È un fatto gravissimo, devastante per l'inchiesta. Secondo gli inquirenti, la manomissione è avvenuta nel laboratorio del LIC, Laboratorio Indagini Criminaliste, in piazzale San Lorenzo Giustiniani a Mestre. Zernar respingerà sempre ogni accusa e dirà: se c'è stata manomissione, non sono stato io. Ma perché l'avrebbe fatto? Prova a rispondere lo scrittore e giornalista Giacomo Brunoro, autore con Jacopo Pezzan del libro Una bomber, terrore a nord-est. Quindi l'impressione che mi sono fatto io è che si cercasse il colpevole perfetto e si costruì questa prova. Ma, e qui forse non è stato detto abbastanza,
Il perito, che poi è stato condannato in forma definitiva per aver alterato le prove, anche se lui si è sempre dichiarato innocente, non era un perito qualsiasi. Zernar aveva seguito il caso Marta Russo, aveva seguito la strage di Borsellino, però veramente emerge un punto di domanda enorme, perché anche in altri casi di cronaca nera italiana prove o perlomeno indizi molto molto tirati per i capelli spesso sono comparsi per miracolo. E quindi il fatto che ci sia stata una manomissione delle prove per incastrare Zornitta è un dato certo e provato, quindi su questo non c'è alcun dubbio. Allora, Zernar si è sempre dichiarato innocente e ha detto che la prova manomessa con il famoso taglierino che corrispondeva invece alle forbici trovate nel garage di Zornitta gli era arrivata così com'era, mentre le prove stabiliscono che la manomissione è avvenuta dopo che le prove sono arrivate in laboratorio, quindi o è stato lui o qualcuno lo ha manomesso al suo posto. Allora non c'è una motivazione perché proprio lui si è sempre detto innocente. Viene da pensare però che ci fosse un interesse, chiamiamolo politico-mediatico, in primis anche per Zernar, per essere il perito che riusciva a risolvere un caso del genere. Cioè aveva appunto lavorato ad altri casi importanti, ho citato appunto quello di Marta Russo e quello della strage di Borsellino, e questa poteva essere un po' una rampa di lancio anche per una carriera ancora più brillante nelle forze dell'ordine. Io faccio sempre un parallelismo, forse politicamente scorretto, però negli anni 90 un importante politico fa un'interrogazione parlamentare e dice: ma a Firenze abbiamo la SAM, la squadra antimostro, ci costa più di 2 miliardi all'anno, sta indagando da 7 anni, non abbiamo ancora nessuno neanche sospettato. Qua bisogna chiudere tutto. 6 mesi dopo hanno arrestato Pacciani. Qualunque sia il motivo per cui quella manomissione è stata fatta, la conclusione di una perizia del RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, non lascia dubbi. L'alterazione del reperto consiste in un microtaglio effettuato dopo la consegna al laboratorio indagini criminalistiche. È una cosa gravissima. La scoperta mina anche il rapporto di fiducia tra i vari inquirenti. Di lì a poco la squadra speciale anti-Unabomber verrà smantellata. Donne e uomini del pool tornano alla propria procura. C'è però una coda. Il 24 ottobre 2007 esce sulla Nuova Venezia un articolo dal titolo "Forbice sottratta di nascosto", un filmato in guai a Zornitta. Qualcuno ha fatto avere al giornale un video di 3 minuti di una delle perquisizioni svolte nel laboratorio dell'ingegnere. Il video risale all'ottobre 2006, quando già erano uscite le notizie del risultato della perizia sull'Amierino, ma ancora non si sapeva che quella perizia era frutto di un'alterazione. Nel video si vedono i carabinieri che svuotano a terra 2 sacchi neri. I carabinieri sono arrivati lì proprio perché dei vicini hanno telefonato dicendo che Zornitta stava riempiendo 2 sacchi neri della spazzatura. Quando tutto il contenuto dei sacchi è rovesciato a terra, il cellulare del maresciallo dei carabinieri squilla e lui si allontana per rispondere, mentre un appuntato presente giochicchia con il proprio cellulare. A quel punto Zornitta si china, raccoglie da terra una forbice e se la mette in tasca senza essere visto. Poi nel filmato si vede l'ingegnere che getta la forbice in un cestino all'interno del laboratorio. Il secondo pezzo del video mostra Zornitta che rientra in laboratorio, prende dal cestino la forbice, la mette nella morsa del banco e quindi con una lima lavora sulle lame della forbice. Zornitta ammette che il filmato è vero e poi spiega: dopo avermi portato via di casa tutto ciò che c'era, mi hanno lasciato con 4 attrezzi che non tagliavano. Così mi sono ritrovato a doverli fare funzionare. Ecco spiegate le immagini. Poi dice ancora: come si può pensare che dalla prima perquisizione maxi sequestro mi sia messo a limare una forbice con l'intento di far sparire delle prove? Non ho limato solo quelle forbici, ma tutti i pochi attrezzi che mi avevano lasciato. Non c'era un solo cacciavite che funzionasse. L'avvocato Panitz commenta a proposito del video: si tratta di notizie fatte filtrare ad arte. Tra gli inquirenti, molti restano convinti che Zornitta sia l'uomo giusto, ma niente lo identifica come una bomber.
la Procura di Venezia archivia quasi subito la sua posizione. L'archiviazione da parte della Procura di Trieste è datata 2 febbraio 2009. Zornitta è rimasto al centro delle indagini per 5 anni. Dirà in un'intervista al programma della RAI La vita in diretta. In realtà non mi sono accorto subito di essere uscito dalle indagini, nel senso che per la percezione che avevo delle persone che mi stavano intorno continuava a esserci quell'aria di sospetto. Un giorno in un supermercato ho preso una scatoletta di tonno, me lo ricorderò sempre, poi l'ho rimessa sul posto e mentre mi giro vedo una signora spaventata in fondo alla fila che corre immediatamente dalla cassiera, certamente indicandomi come è possibile una bomber. Quindi questi atteggiamenti che ogni tanto ho visto nelle persone, letteralmente, non sono morti con il mio proscioglimento. L'attentatore, l'una bomber del nord-est, non ha mai più colpito. Si è fermato il 6 maggio 2006 con la bomba nella bottiglia tra gli scogli, a Caorle. Ha detto Ario Gervasutti, allora caporedattore del Gazzettino. È come se una bomber avesse deciso che la partita è finita e, purtroppo, ha vinto lui. Personalmente sono convinto che non tornerà più a colpire. Per me quella di una bomber è una pagina definitivamente chiusa. Perché non ha più colpito? Dice Valentina Marsella. Quando abbiamo a che fare con la mente umana tutto è pensabile. Una svolta, per esempio, no, in la direzione di una forte fede religiosa. Quante persone conosciamo che commettono crimini che vengono definiti orribili e poi si danno alla religione, alla fede religiosa e quindi cambiano totalmente. Magari l'attentatore seriale ha pensato che stessero arrivando a lui. Si è sentito in pericolo. Dice ancora la criminologa. Se uno inizia ad essere attenzionato dalle forze dell'ordine, quanto può ancora sentirsi sicuro di portare avanti una cosa del genere? Quanto forse è meglio preservare poi di fatto l'immagine che si ha di se stessi come quella della persona infallibile che non è mai stata presa, che ha potuto operare tranquillamente per un lungo periodo di anni, no? E che ha anche in un certo qual senso preso in giro le forze dell'ordine. E chiaramente questo per la persona che ha commesso i diversi attentati è motivo di grande orgoglio, no? Di grande senso di grandezza, diciamo, ecco. Disse Domenico Labozzetta. Sono state monitorate tante persone, è stato utilizzato proprio un metodo di indagine di massa, ma francamente non sono in grado di dire se siamo mai stati vicini a individuarlo. Le bombe dell'attentatore del nord-est sono state decine. Il numero cambia a seconda che si consideri o meno ordigni esplosi nel 1993 e non attribuiti ufficialmente a una bomber. Su alcune bombe poi non c'è la certezza della sua firma. Certo è che le bombe sono state tante, per 12 anni e forse più. 5 procure, Udine, Pordenone, Trieste, Venezia, Treviso, centinaia di agenti, analisti, criminologi, investigatori hanno lavorato al caso. Anche i servizi segreti hanno girato e molto attorno a questa storia. Una conclusione non c'è stata, non c'è. Dopo tanti anni ci chiediamo ancora se fosse una sola persona, se fossero 2, 3, tanti. E poi chi ha detto che si trattasse di un uomo? Poteva essere una donna? Sì, certamente. Ma che fosse un uomo, una donna, uno, tanti, qual era l'obiettivo? Cosa voleva ottenere? E ha raggiunto il suo scopo? È un cold case, un caso freddo. Tutte le cartelle delle inchieste, migliaia di pagine, sono sparse qua e là, in varie procure. Nessuno si sogna di riprenderle in mano. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sugli attentati dell'una bomber del nord-est. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post.
scritto e raccontato da Stefano Nazzi.